Dopo 90 minuti e ben 4 espulsioni è terminata la sfida e vince il San Giorgio Piana. Siamo qui con mister Filippo Chinici, lo salutiamo. Ciao. E chiediamo subito un giudizio su questa partita, ben giocata dalla sua squadra, forse tanta imprecisione, 0-2 risultato. Sì, giocata bene, sapevamo che era una partita difficile perché è un campo difficile, lo sapevamo. Sapevamo le caratteristiche dell'avversario, una squadra molto grintosa che fa del loro fortino la loro forza, però noi siamo stati bravi a vincerla e poi siamo stati dei polli a prendere un'espulsione che non ha senso, quindi questa è una cosa che proprio non mi va giù. Una partita sporca, però queste partite sono importanti perché danno morale, vincere è importante e abbiamo vinto comunque una partita difficile. Oggi 2 reti, una di Chinnici, l'altra di Visconti, quest'ultimo dalla panchina. Quanto è importante avere dei subentranti che possano entrare e anche incidere? Sì, queste sono cose importanti. Io l'avevo detto prima di entrare e chiudere questa partita, siamo stati fortunati comunque. Lui ha fatto un bel gol. C'è da dare merito a questi ragazzi che comunque non hanno mollato niente, hanno dato tutto e abbiamo portato a casa una partita, ripeto, importantissima per la classifica, per il morale e adesso abbiamo una settimana dove ci vede mercoledì in Coppa con l'Atletic e domenica in casa col Gela. Adesso invece un giudizio su Antus, perché un primo tempo forse un po' in ombra, secondo tempo invece ha giganteggiato a centrocampo, se le ha detto qualcosa magari. Sì, sapevamo che dovevamo un po' più verticalizzare, giocare un po' sul fraceggio, cercare gli attaccanti, l'abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo creato qualcosa in più, però sono contento e soddisfatto di tutti i ragazzi. Jantus sappiamo la sua forza, ci dà grande geometria, grande ritmo, sa quando deve verticalizzare, quando deve invece temporeggiare. Però ripeto, sono contento di tutti i ragazzi indistintamente, dal primo all'ultimo. La quinta giornata di campionato vedrà scendere il San Giorgio Piana contro il Gela, una sfida molto importante senza Duli. Quanto sarà importante dal punto di vista negativo chiaramente la sua assenza. Duli è un giocatore importante come ne ho tanti altri, quindi avremo modo e tempo per preparare anche questa partita nel migliore dei modi e rendere ancora di più orgogliosi i nostri tifosi perché anche oggi sono venuti numerosi e sono veramente la nostra forza e quindi tengo a ringraziarli anche questo gruppo meraviglioso che abbiamo e se andiamo in campo e giochiamo così andiamo forte e anche merito loro. Un pensiero sul Gela? Il mio pensiero è quello di affrontare domenica una delle squadre che deve vincere il campionato. Quindi avremo modo e tempo per prepararla e sappiamo che affrontiamo una corazzata che deve andare a lottare per vincere il campionato.